51 milioni di euro promessi dalla Regione a aprile e cancellati a ottobre. La denuncia è del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. Nel mirino la famigerata legge Mancia che ad aprile, a poche settimane dalle elezioni, sottolinea Zanoni, assegnava risorse per piccoli e grandi interventi a comuni, enti, parrocchie e associazioni. Contributi abrogati poche settimane fa, lo scorso 9 ottobre. Vennero stanziati questi fondi in piena campagna elettorale, mentre a ottobre, con la legge di razionalizzazione della spesa pubblica, questi fondi sono stati tolti. La legge che ha abrogato i contributi parla di razionalizzazione della spesa regionale, un'opera di moralizzazione, l'aveva definita lo stesso presidente Zaia. Avevamo chiuso un bilancio la scorsa primavera, un bilancio che io peraltro non ho votato, con questo mega emendamento da 53 milioni di euro e andava a investire, a finanziare puntualmente interventi che erano incomprensibili, no? Aiutare i singoli. Allora abbiamo detto puliamo tutto, via tutto e si riparte da zero. Contributi che non sarebbero quindi persi, ma che potrebbero trovare spazio in altri provvedimenti della Regione. Per l'opposizione, invece, si è trattato di un tradimento nei confronti degli elettori e dei cittadini, una sfiducia di Zaia verso Zaia. Qualcuno aveva già messo a bilancio quelle cifre, altri, contando su quei soldi, hanno già dato il via ai lavori. Quando ci si impegna con dei fornitori per determinati servizi ed opere e poi a un certo punto ti viene a mancare la certezza di questi fondi che per legge ti erano stati dati con una legge regionale ad aprile, evidentemente potrebbe proprio pensare anche di intentare una causa contro la Regione. Dai 18 milioni cancellati a Padova ai 3,5 di Belluno, passando per i 6 di Venezia e i 4 di Treviso. Tante sono le realtà che con questa decisione rischiano di trovarsi in difficoltà. Ma non solo, tra le pieghe della legge di razionalizzazione c'è anche l'abrogazione del fondo di 50.000 euro che permetteva l'esenzione dal ticket per alcune prestazioni sanitarie per i lavoratori ex esposti a sostanze cancerogene. È poca, la cifra è minima, però per quelle persone malate di cancro perché esposte da queste sostanze cancerogene magari rappresenta tutta la loro vita.